Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Come potete ben vedere ci troviamo nuovamente qui all'interno della nostra penisola italica, specialmente nella nostra mappa conquista. Ci troviamo nei pressi di Brindisi, la cittadina che è stata appunto conquistata negli scorsi turni, siamo nel 127 a.C., però già potete notare una lieve nube di polvere che si va ad alzare sopra un vecchio pantheon proprio greco. Infatti abbiamo convertito il vecchio tempio di Poseidone in un vero e proprio altare di Cernuros, il quale ci aiuterà appunto nella ricchezza agricola. Infatti vedremo di convertire tutti i vecchi edifici come la casa fontana, l'Odeon, centro cittadino, in qualcosa di utile alla nostra fazione. Demoliamo la vecchia casa fontana, un vecchio edificio sanitario, e soprattutto il vecchio Odeon in qualcosa di molto più utile. L'Odeon lo convertiremo, avevo pensato, o nel centro degli schiavi o addirittura nel mercato pubblico, perché potrebbero essere molto più interessanti per quanto riguarda soprattutto il commercio degli schiavi, ma anche l'aumento della nostra ricchezza. Date un'occhiata: ricchezza derivante dall'agricoltura e dal bestiame, più 5% della ricchezza derivante dalle attività produttive e anche dai nostri schiavi, che abbiamo soprattutto accumulato nel tempo, nel momento in cui siamo andati avanti con le conquiste. Potrebbe essere molto utile una base degli schiavi proprio all'interno di questo contesto italico. Costa abbastanza, 7775 monetine, però sicuramente potrebbe essere molto ma molto utile. Infatti qualcuno di voi ragazzi me l'ha anche consigliata. Allora tentiamo ragazzi questa carta e sicuramente stiamo attenti nella nostra ricostruzione, perché abbiamo ancora la polis ellenica e il pescivendolo che non appartengono alla nostra fazione. Allora adesso ragazzi, nonostante le diverse annotazioni, gli eventi, nemico ferito nella nostra cittadina di Arminum, probabilmente, anzi sicuramente vi ricorderete che da queste parti vi erano due spie nemiche, sono state proprio falciate dalla nostra catapulta che sta per essere appunto realizzata, il falegname sta per essere completato e a breve inizieremo a produrre delle nuove macchine belliche utili per la conquista. Rapporto del furiere: sono stati reclutati nuovi uomini, benissimo, un altro nemico ferito che tentava appunto di appiccare un incendio a Velatri, ma addirittura un tentativo di sabotaggio sempre ad Arminum. Hanno capito che è la nostra base principale, però ciò non ci deve far appunto pensare che stiamo andando appunto contro qualcosa di negativo, perché sicuramente abbiamo delle possibilità di vincere questa guerra. Intanto si nota la flotta spartana come va appunto parallela alla costa laziale. Probabilmente il generale, l'ammiraglio della flotta degli artigli dell'oceano è stato preso di mira dalla nostra principale unità d'assalto, il nostro baluardo, ovvero la cittadina di Roma. Quindi attenzione ragazzi a quello che combiniamo da queste parti. Queste unità cerchiamo di spostarle proprio all'interno della cittadina romana per evitare problemi di assalti e roba del genere, e proprio da queste parti cercheremo di reclutare nei prossimi turni qualcosa. Intanto vediamo di stare attenti, portiamo le nostre nuove spie, come per esempio il nostro Acurio e il nostro grande Tax Maruglio, eccolo qui, proprio nei pressi della cittadina di Apollonia, per dare un'occhiata a queste dannate collinette proprio elleniche. Vediamo dov'è la nostra spia. Attenzione, l'abbiamo perso un attimino di vista. Vediamo, forse si è già lanciata in mare. Vediamo, attenzione. Ah, è già arrivato da questa parte il nostro grande amico. Benissimo, però credo di aver... Ah, eccola qua la nostra spia. Vediamo di farla dirigere proprio nei pressi di queste collinette proprio elleniche. Cercheremo di analizzare la situazione e scoprire cosa nascondono appunto al di là di queste nubi, di questa nebbia appunto in grigio. Allora, innanzitutto con il nostro Porfiro da queste parti, il signore della guerra appena adesso convertito, cercheremo di mantenere l'ordine pubblico abbastanza elevato da queste parti. Servirà appunto per difendere la nostra cittadina, e tutti gli agenti che avevamo appunto spostato nella cittadina dalmata vedremo di riportarli appunto sempre nei pressi delle cittadine avversarie, perché voglio proprio, prima di lanciarmi all'attacco, voglio prima osservare cosa si ritrova da queste parti. Perfetto, il nostro grande Dumellalluono, il nostro principale occhio d'aquila, vedremo anche egli di mandarlo da queste parti. Allora, vi ricordo che i ragazzoni Ardiei, verso i quali ci stiamo dirigendo, sono nemici della nostra fazione, quindi dobbiamo capire più o meno come contrastarli per eliminarli definitivamente. Per adesso va bene così. Attenzione a una flotta nemica che potrebbe darci fastidio, i campioni dell'Olimpo. Perfetto, attenzione a quello che vogliono combinare. E intanto con la nostra ricerca stiamo andando avanti. Benissimo, a Napoli la situazione è abbastanza costante. A Velatri vediamo come va, stiamo reclutando sempre più unità. Mi avete consigliato di sostituire gli schermagliatori e le unità da tiro con delle baliste. Forse adesso ragazzi, cercheremo di fare questa particolare innovazione nel momento in cui raggiungeremo la quantità necessaria di oro. Intanto vediamo di passare il turno. Come appunto volevasi dimostrare, siamo arrivati nel giorno in cui utilizzeremo finalmente la nostra scienza, la scienza dell'epoca, scienza del 140 a.C. ragazzi, non si può definire scienza, però sicuramente le nostre conoscenze
pre-scientifiche per costruire qualcosa di utile, come qualcosa inerente all'ambito bellico, magari qualche bella macchina d'assedio, qualche catapulta, qualche ariete potrebbe farci molto comodo nei combattimenti. E quindi questa è davvero una cosa molto particolare. Io sapevo, ragazzi, che le popolazioni elleniche, come appunto i greci, appunto, attenzione che gli Ardei richiedono un bel trattato di pace perché si trovano con le spalle al muro, ma io direi di rifiutarlo, ragazzi, nonostante la loro offerta di pagamento. Vi dicevo, le popolazioni elleniche utilizzavano un pochettino nel passato la scienza di quel tempo più per affari teorici, mentre il popolo romano utilizzò la scienza per azioni belliche, e sarà proprio quello che faremo anche noi. Ci lanceremo nella ricerca bellica, nella ricerca scientifica, per applicarla direttamente all'attività militare, perché sicuramente ci potrà far guadagnare qualcosa, e cercheremo di prendere spunto quindi da tutti gli imperatori romani che hanno utilizzato questa sorta di idea. Attenzione che i dalmati, maledizione, a macchie bianche, a macchie nere si avvicinano proprio nei pressi della nostra cittadina, quindi attenzione, ragazzi, mi sa che più verso un'invasione siamo andati a cercarcela, cioè sicuramente ci stanno attaccando, dobbiamo difenderci con tutte le nostre possibilità. Allora, la cittadina di Apollonia è sbarrata dalle truppe libiche, che sicuramente la terranno occupata, però questi dannati alleati, questi intrusi spartani potrebbero darci fastidio, quindi attenzione come ci regoliamo. Come vi ho detto, utilizzeremo la nostra scienza, come appunto hanno fatto i romani, nella ricerca di armi d'assedio, tecniche di combattimento, piuttosto che specializzarci nella ricerca delle tecniche teoriche per quanto riguarda quest'ambito. Quindi prendiamo spunto dai romani, tutti gli imperatori dell'epoca Flavia e anche gli imperatori dell'epoca successiva. Quindi attenzione a quello che combiniamo. Intanto vediamo Nasamoni, sicuramente adesso toccherà ai Vivisci, ma i Vivisci non li ho più visti, ragazzi, da quando ce ne siamo andati via dal contesto ovviamente iberico, si sono proprio cancellati dalla mappa conquista. Però adesso cerchiamo di combattere nella maniera migliore, perché potremmo davvero perdere tutto quello che abbiamo conquistato. Intanto una sovversione ad Arminum, viene assaltato un nostro principale insediamento, un nemico ferito è stato scoperto mentre agiva contro di noi. E sempre Eripea, Arminum, pozzi avvelenati, sbarco degli invasori, un esercito è penetrato nel nostro territorio, vogliono farci, ragazzi, perdere la nostra cittadina principale, quindi attenzione a quello che combiniamo. Allora, il nostro grande Apollo che si ritrova da questa, il nostro grande Porfiro che si ritrova da questa parte, vediamo di farlo agire direttamente, una bella manipolazione, potrebbe, anzi più che manipolazione, un assassinio, con un bel massacro vediamo di eliminare questo dannato Achille avversario. Assomiglia molto ad Achille nel film, ragazzi, guardate che figo, con l'armatura, lo scudo, gli mancano solo i mirmidoni di dietro. Allora, attenzione, assassinato, finalmente con un ottimo massacro ne abbiamo tolto finalmente uno dalla nostra vista. Attenzione, ragazzi, che potremmo davvero perdere qualcosa qui. I vincitori di Obrauco hanno quasi recuperato la loro integrità, vediamo di eliminare questa ultima unità di raccordo, magari riuscissimo ad arrivare direttamente da questa parte per evitare la conquista. Abbiamo delle ottime unità d'assedio, vediamo se da questa parte possiamo reclutare qualcosa, purtroppo ancora niente. Allora, con i vincitori di Obrauco il nostro generale intanto ha guadagnato qualcosa, se non sbaglio, attenzione, vediamo un pochettino i soldi, dobbiamo gestirli bene. Vediamo di avanzare da questa parte con i nostri vincitori di Obrauco e stare un attimino attenti. Perfetto. Allora mettiamoci da questa parte in attesa dell'arrivo dell'esercito nemico. Fortifichiamo il nostro grande personaggione nel momento in cui, attenzione, non possiamo fortificare. Abbiamo terminato i nostri punti in movimento, maledizione. Però da queste parti abbiamo un'ottima flotta che potrebbe essere utile. Attiviamo nuovamente la nostra modalità normale. Vediamo se da questa parte possiamo spostare anche le spade del potere, oppure questi guerrieri del guado che si ritrovano nei pressi di Roma. Vediamo quello che possiamo combinare, ragazzi. Dobbiamo studiare una tattica abbastanza decente per evitare la conquista, ma soprattutto conquistare gli altri. Da questa parte con una marcia forzata possiamo riuscire a spostarci. Vediamo un pochettino, potremmo sbarrare la strada agli avversari con il nostro volere di Andraste. Vediamo un pochettino, direi, ragazzi, di avanzare fino a questo guado, anzi più che guado, a questo terreno di campagna proprio nei pressi del Mar Adriatico. Benissimo, e stare attenti a una prossima mossa avversaria. Con i nostri vincitori di Obrauco siamo pronti quindi alla conquista. I nostri agenti sono quindi incalzanti durante questo periodo. Attenzione, vediamo qui come sta andando. A Brindisi intanto la situazione si sta ristabilendo. Cercheremo di migliorare la nostra economia proprio da questa parte. Convertiremo la cittadina ellenica in cittadina barbarica. Perfetto. E nei pressi di Epidamos, questa dannata cittadina, vedremo di far vedere chi siamo. Vediamo di rompere le scatole alle aquile di Zeus. Con un assassinio, un massacro, cercheremo di eliminare il generale avversario. Fallimento tempestivo, addirittura. I fallimenti hanno insegnato però quello che avrebbero
che avrebbe insegnato un'ottima occasione di successo. Invece con il nostro caro amico possiamo sabotare qualcosa. Pozzi avvelenati. Vediamo di creare sempre qualche scompiglio all'interno della popolazione principale. Attenzione, vediamo un po'. Sabotaggio è riuscito. Abbiamo avvelenato l'acqua e sicuramente stiamo creando un pochettino di confusione. Vediamo come va l'ordine pubblico da queste parti. Sarà difficile fare arrabbiare gli schiavi, però assaltando, più che assaltando, io direi sempre di colpire direttamente queste unità d'attacco che potrebbero darci molto fastidio. Quindi un altro bell'assassinio magari nei confronti del generale lo potrebbe levare di torno. Vediamo se ci riusciamo, ragazzi. Assassinio non riuscito. Però ragazzi, tentiamo magari una prossima carta. Tentiamo con il nostro grande esploratore Acurio l'analisi del nuovo territorio del Peloponneso, e quindi attendiamo magari un nuovo scontro da queste parti, una nuova battaglia che ci attenderà proprio a breve. Passiamo il turno. Allora, vediamo un pochettino. La situazione adesso è un pochettino di stallo, ragazzi, perché sicuramente non abbiamo grande potenza bellica come appunto l'avevamo in passato. Vi ricordate appunto nel momento in cui siamo andati a conquistare direttamente la Spagna, i territori dell'Africa? Le popolazioni con le quali ci stavamo scontrando non erano così molto forti. Adesso c'è qualche problemino in più, perché nonostante tutti i nostri alleati, ragazzi, non riusciamo a tenere testa agli avversari come appunto facevamo prima. Quindi ci vorrà ancora un pochettino più di abilità. Attenzione che le truppe spartane, guardate un pochettino come riescono ad arruolare uomini e attenzione, eccoli, e flotte. Vediamo quello che vogliono fare. Tentano un passaggio diretto dallo stretto di Messina, eccolo lì. Intanto passano il turno ed è importante. Suebi, intanto ragazzi, mi avevate detto che appunto c'erano stati dei problemi nella nostra Inghilterra, chiamiamola così in maniera moderna, però ho visto con molta più attenzione, ma non ci sono particolari problemi, perché gli Scerusci non sono riusciti a conquistare nulla, ovvero non hanno sbarcato nel nostro territorio. Adesso ve lo farò vedere proprio direttamente tramite un'analisi del nostro territorio, ma non hanno combinato proprio nulla all'interno delle nostre coste. Ma attenzione, eccoci alla battaglia decisiva. Le nostre unità si ritrovano al pari di quelle avversarie. 2040 uomini, campioni dell'Olimpo, sono scesi dalle nubi del cielo e cercano di sconfinare proprio verso questa bella prateria di Napoli. Attenzione, ci stiamo difendendo. Il tuo esercito non è riuscito a prevenire l'imboscata del nemico, ha lanciato un attacco a sorpresa che gli ha dato un vantaggio. Questo, ragazzi, ci ha fregato un pochettino. Volevo avvicinarmi molto rapidamente con la marcia forzata, ma non ce l'abbiamo fatta. Vediamo quello che succederà, ragazzi. Se riuscissimo a vincere questa battaglia, davvero gli Ardiei non sarebbero più un problema. Altrimenti, se andassimo a perdere questa battaglia, andremmo ad avere qualche problema nei pressi di questa battaglia di Samnium, perché gli Ardiei potrebbero marciare a piede libero nei confronti delle nostre città. Tutto sta, ragazzi, all'interno di questo. Ed eccoci appunto sul campo di battaglia. I nostri uomini, inconsapevoli di quello che gli sta appunto per accadere, un grande battaglione procede proprio per salvare la cittadina di Arminum, ma non sanno cosa si ritrova oltre quelle fronde, oltre questi rami. Attenzione, vediamo da dove attaccheranno gli avversari. Non vedo un accidente, ragazzi. Eccoli che arrivano, le baliste. Portiamo le baliste indietro immediatamente. Blocchiamoli. Fuoco, dannazione. Facciamo fuoco da queste parti. Vediamo di radunarci molto ma molto bene. Attenzione, vediamo di colpirli da questa parte. Eccoli. Oh, ragazzi, attenzione, non vi intimorite. Cioè, attaccati anche di dietro, ragazzi, maledizione. Attenti da questa parte. Oh, mamma mia, stiamo stati circondati. Le baliste, preparate le baliste, ragazzi. Cercate di eliminarli proprio da questa parte. Benissimo, attenzione, i nostri uomini sicuramente tenteranno l'impossibile. Allora, questi uomini da questa parte, vediamo di metterli proprio nei pressi delle nostre unità. Ok. I nostri uomini vacillano. Maledizione, stanno vacillando. Utilizziamo la nostra abilità cacciatori di teste per eliminare quindi il maggior numero di uomini avversari. Attenzione, l'abilità frenesia potrebbe essere anche molto utile. Attenzione, siamo proprio intenti nel combattimento, ragazzi. Ma un'imboscata proprio non me l'aspettavo. Le nostre baliste stanno iniziando a far fuoco proprio nei pressi della regione nord. Attenzione, le nostre unità stanno cedendo. Il nostro generale, vediamo di attivare la nostra modalità ispira. La nostra unità proprio che sta cedendo. Attenzione, anche un urlo diretto verso gli avversari. Vediamo quello che riusciamo a combinare con queste unità. Forza che ce la facciamo. Attenzione, vediamo di eliminarli, maledetti. Vediamo di colpirli proprio da questa parte. Avanti, ragazzi miei. Le nostre baliste stanno per far fuoco. Fuoco, proiettile incendiario. Colpiamoli direttamente. Balista a destra e balista a sinistra. Fuoco da queste parti. Benissimo, ragazzi, colpiteli come meglio potete. Attenzione, questa unità è il nostro generale. Attenzione, mandiamolo all'attacco, ragazzi. Non dobbiamo star fermi. Mandiamolo all'attacco. Avanti, ragazzi, ci siamo fermati un attimino. Sbagliato, maledizione. Vediamo di farli a pezzi. Non riuscirete a vincere, maledetti. Forza che ce la facciamo. Avanti che ce la fate, ragazzi. Salite verso l'alto. Avanti. Il nostro generale sta per essere fatto fuori, ragazzi. Attiviamo attenzione. Mamma mia, i nostri grandi bersagliatori ce la stanno facendo. Il nostro generale non deve morire. Grido di guerra. Attiviamo il nostro grido di guerra per intimorire gli avversari. Attenzione, forza che ce la facciamo. Avanti. Attenzione, le nostre catapulte devono smetterla adesso di far fuoco da questa parte. Fate fuoco proprio nei riguardi dell'altra zona. Attenzione, vediamo se possiamo schiacciare l'avversario.
Perfetto, vediamo di schiacciare l'avversario come meglio possiamo. Attenzione, i nostri grandi frombolieri stanno tentando di far fuoco. Attenzione al fuoco amico. Attenzione, il nostro generale sta per combattere proprio dall'altra parte. Eccoli, dai che ce la facciamo. Col muro di scudi possiamo farci avanti. Attenzione alle nostre baliste. Attenzione ragazzi a non muovervi nella maniera peggiore, ma state attenti. Attenzione, il nostro generale si sta scontrando proprio con tutte le unità avversarie. Probabilmente siamo riusciti a ottenere la meglio in questa imboscata, nonostante la grande presenza di avversari. Ci lanceremo nuovamente all'attacco. Allora, vediamo un pochettino se possiamo eliminare queste dannate unità, le nostre principali unità di... Attenzione con queste baliste ragazzi, basta, ormai è finito il combattimento, mi sa che potete smetterla di lanciare. Però ragazzi avete ragione, queste baliste sono davvero molto utili. Anche i frombolieri sono molto abili nel combattimento, però le baliste possono essere davvero... possono fare anche la differenza. Quanti uomini hanno ucciso? 13 e 12, però l'altra volta vi ricordate ne hanno ammazzati circa 100-120 all'una, quindi davvero sono molto utili in battaglia. Cercheremo di arruolarne qualche altra. Abbiamo perso tantissimi lancieri, si sono offerti come carne da macello perché siamo stati attaccati su due fronti ragazzi. Sicuramente non avevamo grandi possibilità di difenderci, però ce l'abbiamo fatta come meglio potevamo. Vediamo se con questi frombolieri possiamo lanciare un ultimo scacco di pietre. Dai ragazzi, cercate di farli fuori a questi maledetti che sono arrivati direttamente dall'altra parte del mondo per darci fastidio. Eccoli qua, andatevene via ragazzi. Ecco una pioggia di pietre che gli arriva appunto addosso e crollano appunto sul campo di battaglia queste vecchie leve illiriche. È sicuramente una grande battaglia, vittoria di misura. Sorpresa! È stata una sorpresa anche per me, non me l'aspettavo. Abbiamo ucciso 1500 uomini. Potete vedere ragazzi che la qualità davvero riesce ad averla meglio sulla quantità. Gli avversari avevano più unità di noi, però sicuramente erano meno addestrate. Abbiamo falciato però le lance avversarie con una facilità unica però, Allora, vediamo quello che siamo riusciti a combinare. Benissimo, allora una bella vittoria di misura. A quanto pare gli avversari hanno maturato un po' di esperienza, però saranno costretti a scappare proprio nei meandri delle nostre grandi montagne. Allora, ho paura ragazzi che questi dalmati da queste parti creino qualche problemino. Intanto sempre questi dannati sciamani cercano di convertire la nostra popolazione, però per adesso cerchiamo di stare calmi. Intanto, ecco, andatevene a casa amici miei, avete capito che non c'è appunto niente da prendere da questa parte. Quindi andatevene via. I nostri cari amici getuli, salutiamoli perché sono stati molto buoni con noi, ci hanno chiesto la pace. Una novità ragazzi su Formula 1 2013. Vi informo che sto correndo al New Burning, ho terminato la sessione di qualifica, ho trovato l'assetto abbastanza rapidamente. Un gran premio davvero molto interessante si prospetta, perché sicuramente la nostra Williams è favorita in questo circuito, non so perché, ma mi ritrovo abbastanza bene in quelle diverse curve, ma sono riuscito anche a stabilire due assetti. Non so quale scegliere tra i due, però magari più avanti vi farò vedere la mia scelta preferita, però anche il secondo assetto potrebbe essere molto utile ragazzi. Quindi devo effettuare le qualifiche, mancherà ancora qualche giorno e in seguito arriverà il Gran Premio del New Burning e quindi cercheremo quindi di darci una mossa anche da quelle parti. Allora vediamo un pochettino ancora i vivisci, i nostri T-saggeti, eccoli. No, probabilmente non hanno fatto nulla. Va bene, allora, vediamo un pochettino. Grado aumentato del nostro generale Abbo Maros. Un'altra famiglia cerca di adottare il nostro personaggio. Potremmo fermare l'adozione. Io direi di fermare l'adozione, ragazzi. No, non abbiamo... i soldi adesso ci servono. Va bene, dai, permettiamo l'adozione del nostro caro amico. Ha accettato l'offerta e ha giurato fedeltà al suo nuovo schieramento, come ovviamente volevasi dimostrare, maledizione. Però i soldi non ce li avevo per pagare tutte le spese. Allora, con i nostri vincitori di Ubrauco, ragazzi, io direi di eliminare questi ultimi e dannati campioni dell'Olimpo. Ormai, ragazzi, vi faremo schiavi perché avete davvero tradito il vostro onore. Ci avete attaccato proprio all'insaputa, con una modalità proprio aggressione. Cercheremo di eliminarvi quasi tutti. Vediamo un pochettino, mandiamolo al tappeto. Un altro bel pugnone. Ok, lascia a terra il tuo scudo, Achille. E vai via. Benissimo, ottima vittoria decisiva. Abbiamo eliminato tutti ragazzi, li abbiamo sterminati senza fare neanche uno schiavo. Va bene, intanto abbiamo ultimato la nostra fantastica abilità del nostro generale. Lo rendiamo sempre più autorevole, sempre più dignitoso. E adesso anche l'altro generale, stavolta sempre più autorevole e più morale per le unità. Benissimo, questo maledetto nobile Nicomanco, vediamo se possiamo manipolarlo ragazzi, ci farebbe davvero comodo. Posa la spada, amico mio, con i nobili si parla con la voce. Ha disertato. Olè ragazzi, stappiamo lo spumante. Questo bel senatore romano assomiglia a un senatore romano con questa toga molto particolare e il nostro signore della guerra ha ottenuto una grande abilità in più, lo renderemo sempre più abile a muoversi nella mappa. Benissimo, allora ragazzi, qua la situazione è davvero molto complicata, davvero non so cosa fare molto precisamente. Allora, le spade del potere stanno per terminare la loro principale fonte di
come dire, di reclutamento. Vediamo da queste parti. Allora, il volere di Andraste io direi che va abbastanza bene, abbiamo 2 baliste. I vincitori di Ubrauco vanno anch'essi abbastanza bene, io direi di reclutare magari una balista sola perché abbiamo sia truppe d'assedio e tutto il resto. E da queste parti dobbiamo attendere un altro turno, va bene. Allora, per quanto riguarda le imbarcazioni non facciamo nulla per adesso, attenzione agli spartani sempre da queste parti e cerchiamo di giostrare meglio gli eserciti. Allora, ragazzi, dobbiamo decidere adesso. Io potrei davvero dirigermi con questi 3 eserciti principali nella conquista, quindi della cittadina degli Ardiei da queste parti, però sicuramente, come voi ben sapete, da Orsi, guardate un pochettino della grande città che hanno disponibile, non possiamo entrare in guerra con troppe fazioni, ci darebbero davvero troppo filo da torcere. Allora, dobbiamo ragionare in maniera astuta, con i Daorsi dobbiamo fare qualcosa, sicuramente non ci sono problemi, però dobbiamo creare qualcosa di importante. Allora, un'alleanza difensiva ovviamente non vogliamo farla perché la possibilità è bassa, però un patto di non aggressione, vediamo se ce l'abbiamo. Patto di non aggressione, la possibilità è sempre bassa, questo è un territorio, ragazzi, molto ostile, quindi sicuramente non abbiamo la forza necessaria. Vi ricordate quando vi ho detto che avevo intenzione di procedere proprio verso sud spazzando queste tre cittadine dell'Illiria? Beh, è molto complicato perché possiamo dare anche un'occhiata con il nostro esploratore principale. Potete vedere che da queste parti i Daorsi sono davvero molto competitivi nel combattimento, ci saranno anche delle unità sparse per l'entroterra, non si sa, comunque daranno davvero molto fastidio a noi stessi, quindi attenzione a come ci muoviamo. Con Tax Maruglio vediamo di andare in avanti, Apollonia ancora appartiene a Sparta, vediamo di procedere da questa parte verso Larissa con le nostre unità di spionaggio, vediamo cosa nascondono da queste parti gli avversari, magari riusciremo addirittura a sabotare una bella zona, magari avvelenando qualche bel pozzo proprio a Larissa. Attenzione che a Larissa la popolazione non è felice di quello che succede da queste parti, magari riusciremo con una bella sovversione a radunare gli schiavi e a creare qualcosa di strano. Attenzione ragazzi, portiamo le nostre unità dall'altra parte, abbiamo trovato proprio la parte debole, il tasto dolente della regione spartana. Allora, vediamo un pochettino anche la regione di Peglia, di Apollonia, ragazzi, possiamo utilizzare gli schiavi per contrattaccare. Allora io direi ragazzi di dedicarci necessariamente a Sparta, non possiamo magari andare nel combattimento diretto sia con i Daorsi che con i Dalmati. Mi sa che questa proposta è bocciata, di andare a conquistare queste 2 regioni, perché ci darebbero davvero molto fastidio, quindi sicuramente dobbiamo cercare di fare qualcosa. Vediamo almeno con i Dalmati, se i Dalmati sono davvero molto arrabbiati con noi perché gli abbiamo combinato danno davvero in passato, quindi attenzione anche i Daorsi. Però per adesso rimaniamo così in stallo, cioè magari se ci offrono un altro patto di non aggressione, di pace, cerchiamo di accettarlo, perché voglio concentrarmi solo in quest'area ragazzi, non voglio sparpagliare l'esercito più di quanto è sparpagliato, perché altrimenti ci riduciamo in una condizione sbagliata per quanto riguarda la nostra posizione. Allora io andrei a convertire delle unità di frombolieri a livello base in qualcosa di più interessante, come per esempio delle altre unità di assalto, se ce le abbiamo disponibili. Perfetto, altre 2, benissimo. I vincitori di Ubraco sono quasi pronti. Allora, tra 2 turni ragazzi ci lanceremo nell'assalto della nostra regione avversaria. Le spade del potere anche esse tra 2 turni si potranno lanciare al combattimento. Queste unità purtroppo le dobbiamo tenere lo stesso, questi ultimi frombolieri, questi ultimi lancieri, perché potrebbero essere lo stesso utili. A Roma la situazione sta andando abbastanza bene, quindi passiamo il turno e vediamo quello che accadrà. Purtroppo un agente ha disertato, vediamo quello che è successo. Da queste parti uno dei nostri uomini migliori è stato convertito allo schieramento avversario, ma ovviamente si poteva immaginare, perché da queste parti, in questi territori ostili, si può ovviamente rischiare tanto. Allora, vediamo se possiamo creare qualcosa. A Larissa, allora, sabotaggio, incitare disordini, diffonde infelicità nell'insediamento prescelto portando potenzialmente la popolazione alla rivolta. Va bene. Invece, con il nostro grande Tax Maruglio, potremmo sovvertire radunando gli schiavi. Intensifica il disordine nell'insediamento prescelto che sfocia in seguito in una rivolta degli schiavi. Inefficace quando non ci sono disordini tra gli schiavi. Allora, intanto con i nostri spioni cerchiamo di effettuare quello che meglio possiamo con degli incitamenti. Vediamo se ci riusciamo ragazzi, è molto difficile, non riuscito, dannazione, l'hanno beccato al nostro agente. Vediamo se invece con il nostro caro Tax Maruglio possiamo fare qualcosa. Credo che ci sono degli schiavi da queste parti, vediamo un pochettino, incursione, raduniamoli, vediamo se possiamo farlo ragazzi. Attenzione, vediamo se ci riusciamo, magari, attenzione, il colpo del nostro grande uomo, ancora sovversione non riuscita nonostante la grande quantità di percentuale disponibile. Vediamo se abbiamo ancora altro successo con il nostro Achille
Achille che proviene dalle montagne. Vediamo, magari ragazzi sarebbe davvero molto utile convertire Larissa. Attenzione, eccolo dai, ancora, sovversione non riuscita, dannazione. Vediamo se abbiamo ancora qualche altro spione da queste parti che potrebbe farci comodo. Vediamo un pochettino, il nostro Dumellalluono, eccolo da quella parte. Vediamo se possiamo farlo spostare direttamente verso qualche cittadina spartana per dare appunto fastidio, addirittura per convertire il nostro vecchio signore della guerra in qualcosa di interessante. Era uno dei migliori signori della guerra, Onnorix, con ben 6 stelline disponibili, maledizione. Allora, gli avversari ovviamente hanno avuto più fortuna di noi, intanto gli abbiamo fregato anche un bel nobile, Nicomaco, che lo invieremo direttamente in battaglia. Più che in battaglia, a notare cosa succede appunto da quelle parti. Vediamo un pochettino, abbiamo altri agenti da queste parti, vediamo se ne possiamo reclutare qualche altro. Purtroppo abbiamo esaurito tutte le nostre possibilità. Bene, allora, abbiamo finalmente ultimato il nostro esercito dei vincitori di Ubrauco, anzi quasi, manca ancora un turno, va bene. I Veleatri, qui come sta andando? Un altro turno ragazzi, ci lanciamo proprio nella conquista. Intanto con il nostro signore della guerra vediamo se possiamo fare qualche altra cosa di interessante, vediamo se possiamo convertire qualche altra spia avversaria, magari con un'altra bella coercizione. Attento a non farti ammazzare, amico mio. Ha disertato, ottimo, perfetto, queste unità saranno proprio utili come loro. Allora, vediamo un pochettino, i nostri vincitori di Ubrauco a breve partiranno, mancano solo 2 turni per il volere di Andraste. Io direi ragazzi di attaccare direttamente la cittadina di Epidamos, che per adesso sta subendo un grave periodo di crisi, e gettarci nell'assalto diretto delle cittadine spartane. Apollonia, vediamo per adesso di lasciarla così com'è, ma dobbiamo assegnare ai nostri alleati un obiettivo ben preciso. Allora, i nostri alleati devono riuscire ad eliminare la flotta dell'ammiraglio d'oro da queste parti, proprio una flotta rompiscatole. Però ragazzi attenzione a non lasciare appunto disabitate le nostre regioni, perché da queste parti potrebbero prendere il sopravvento, quindi attenzione a quello che facciamo. Qui in Inghilterra come va la situazione? Vi ricordo che Camdolium ha raggiunto il massimo della popolazione disponibile e quindi ha avuto la possibilità di migliorarsi, ha ancora terreni recintati per migliorare l'agricoltura, perché per adesso le nostre finanze stanno subendo dei gravi problemi. Allora ritorniamo dalla nostra parte principale, perfetto, vediamo da queste parti che succede, lo scontro a Siracusa tra i diversi uomini avversari. A Brindisi la situazione sta per essere portata al cava d'argilla, può essere interessante, attenzione, velocità di ricerca, però io direi che sempre la riserva agricola potrebbe essere utile, va bene. Ok, a Brindisi la situazione sta per migliorare a livello ovviamente economico. Attenzione che ad Arminum ancora vediamo di riparare questa dannata zona, questo villaggio dei pescatori. Allora, e vediamo di passare il turno. Allora, vediamo quello che succede, quello che accadrà appunto all'interno della prossima annata, ragazzi. Certamente ci lanceremo nell'assalto e cercheremo quindi di conquistare qualcosa di interessante. Eccoci ragazzi nel 123 a.C. Come potete ben vedere ci troviamo sempre nei pressi di Larissa. Il nostro grande Acurio non è riuscito neanche stavolta a convertire gli schiavi, appunto a fare qualcosa di interessante, quindi abbiamo perso un altro eroe. Mi sembra che abbiamo perso, oltre a Onnorix, il nostro grande Apollo, che era appunto da queste parti. Vediamo di fare qualcosa. Necessariamente dobbiamo tentare quindi di convertire qualche avversario per riuscire ad avere sempre un numero maggiore rispetto agli altri. Allora, abbiamo addirittura anche una spia avversaria che se riuscissimo a convertire questa, ragazzi, davvero con una coercizione sarebbe davvero fantastico. Dobbiamo tentare la fortuna. Un agente nemico ha disertato, uno degli agenti migliori dell'epoca. Mamma mia, il nostro grande Dumellalluono sta arrivando dall'altra parte, grado aumentato del nostro signore della guerra. Cerchiamo di aumentare la sua possibilità difensiva, come per esempio, eccolo qua, vediamo un pochettino, tormenta, incursione, no, più che incursione io direi, allora, ordine pubblico, ricchezza, ci serve qualcosa che ci possa, eccolo qua, partigiano, possibilità di sfuggire agli agenti nemici. Va bene, vediamo di assegnargliela immediatamente. Ah, dimenticavo ragazzi, ho stipulato un accordo di pace appunto con gli Ardiei, una popolazione che appunto abita questa parte dell'Illiria, proprio perché non voglio problemi con queste 3 popolazioni che abbiamo visto da queste parti, come si sono messe le cose fino adesso, e quindi si sono offerti, mi hanno anche regalato ottimi 2600 unità d'oro, e quindi potrebbe essere davvero un'ottima opportunità per riuscire a stare un pochettino tranquilli da quella parte. Allora, sicuramente avranno disertato con Sparta, però non ne sono sicuro. Intanto vediamo quello che possiamo combinare. Sicuramente i vincitori di Ubrauco hanno terminato la loro, vediamo un pochettino, dove sono i vincitori di Ubrauco? Sono questi, perfetto, hanno ultimato finalmente la loro possibilità di reclutamento e li lanceremo finalmente in battaglia. Intanto il nostro grande Porfiro da queste parti, la nostra grande spia reclutata da poco, anzi manipolata da poco, la invieremo insieme al nostro grande Achille da questa parte. Da dove vai, amico mio? Ti vuoi fare tutto il giro del mondo? Vuoi andare a Mosca, a San Pietro
Pietroburgo, tornare, poi andare in Grecia, tranquillo, la strada più breve. Intanto un falegname è stato appena adesso ultimato, vediamo se possiamo reclutare qualcosa di interessante a livello quindi bellico, vediamo un pochettino da queste parti, purtroppo ancora no, perché dobbiamo convertirlo in carpentiere, munizioni di livello 2, onagro britannico, già ci siamo, però i soldi ancora ci scarseggiano, ragazzi, quindi attenzione a quello che facciamo. Io direi, intanto i vincitori di Brauco possono partire, il nostro volere di Andraste seguirà la nostra unità principale con la nostra modalità avanzata, la nostra marcia forzata col passare del tempo, e cercheremo quindi di attaccare Apollonia come meglio possiamo. Vorrei evitare, ragazzi, la marcia forzata, scusatemi, però voglio evitarla perché avete visto prima nell'imboscata come ce la siamo cavata male. Attendiamo 2 turni e tra 2 turni attaccheremo. A Brindisi la situazione come sta andando? Stiamo riformando tutto, i bambini di Bruto se uscissero dalla città andrebbero sempre a mantenere l'ordine, però io starei attento perché da questa parte allora ragazzi, attenzione che forse riusciamo ad avere la meglio. I Lusitani si ritrovano da questa parte proprio per attaccare gli artigli dell'oceano spartani. Magari se riuscissimo ad arrivare da questa parte con le nostre unità li metteremo davvero in grave difficoltà, quindi vediamo se possiamo avanzare e magari tentare un assalto per riuscire quindi a sbaragliare la flotta spartana. Vediamo un pochettino se riusciamo ad avvicinarci. Maledizione, lo sapevo, queste dannate distanze sempre mi fregano, ragazzi. Allora vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Allora vediamo un po', guardate quanto manca, proprio un attimo e li avremmo attaccati. E adesso in questa situazione però non so cosa fare. Se attivassi la marcia forzata potrei ritornare indietro. Forse è meglio, ragazzi, c'è stato solo un attimino di disattenzione. Vediamo di rimanere un attimino in città. Ecco, queste dannate distanze creano sempre dei problemi. I nostri lusitani avrebbero potuto distruggerli. Attenzione che i cartaginesi li mandano via. Attenzione, l'attacco, meno male, meno male. Bene, allora vediamo di continuare. Ancora Cartagine con le imbarcazioni provenienti dall'Africa del Nord tentano di far qualcosa. Eccoli qua, sempre in avanti con la testa alta, pronti al combattimento, ragazzi. Allora, ole, trattato di pace proprio con Sparta. Mi dispiace, il nostro amico con la scopa in testa qua tenta appunto di aggirare le nostre spade con delle semplici parole, però sicuramente la pace non l'avranno i popoli spartani. Dobbiamo necessariamente conquistare l'area del Peloponneso. Attenzione, la spia, speriamo di no. Grande schivata della nostra spia, meno male, meno male. Attenzione ancora questo dannato Achille con la spada. Attento al piede, attento, calma, ce ne sono altri. Guardate però che Sparta da Apollonia proprio ha condotto, come dire, delle ottime unità che sarà difficile da buttare a terra, quindi attenzione. Mi dispiace, ragazzi, che non stiamo combattendo delle battaglie proprio intense, però il momento è arrivato perché i nostri eserciti sono pronti e adesso ci lanceremo proprio nel combattimento più acuto mai visto. Sicuramente dobbiamo spostare tutte le nostre truppe da quella parte verso il Peloponneso, però sicuramente ne varrà la pena. Allora, vediamo di stare attenti. Ancora i Cantabri, ma sicuramente questi non ci creeranno problemi. I Getuli però piano piano, ragazzi, sempre che oltrepassano i nostri confini, però sempre che continuano a macinare soldi e soldi per creare unità. Quindi attenzione a quello che appunto tentano di combinare anche questi ragazzoni qua sotto, perché abbiamo firmato un trattato di pace ma non un trattato di non aggressione, quindi attenzione a quello che possono fare. Bene, attendiamo nuovamente il nostro turno. Attenzione che gli Elvezi ci propongono addirittura un'alleanza militare, ragazzi. Beh, non lo so, questa potrebbe essere un'ottima opportunità per effettuare un altro bel patto con loro stessi. Gli Elvezi potrebbero darci una mano anche al nord e sicuramente sì, potrebbe essere un'ottima opportunità. Come alleati hanno i Reti, i Norici, una fazione non scoperta, e sono in guerra anche con Sparta, quindi davvero potrebbero darci una mano. Perché no? Accettiamo. Benissimo, allora continuiamo, ragazzi. Gli Elvezi, sicuramente attenzione che la Libia ci chiede di partecipare alla guerra contro i Getuli. Mi dispiace, amici miei, lo so che siete grandi amici, però non voglio entrare in guerra, non voglio, come dire, stuzzicare il cane che dorme. Quindi attenzione a quello che vogliono combinare, lasciamoli perdere i Getuli. Ormai abbiamo firmato la pace, non voglio strappare e bruciare il contratto. Allora, attendiamo, ragazzi, qualche altro mese e vediamo quello che accadrà proprio nuovamente da questa parte. Allora, ragazzi, siamo arrivati nel 122 a.C., ultimo anno importante di questo gameplay. Gli altri li vedrete all'interno del prossimo gameplay. Abbiamo ultimato la nostra ricerca inerente all'ambito quindi civile, e sicuramente dobbiamo impostare una nuova ricerca sempre per quanto riguarda l'economia. Allora, il Consiglio Druidico consente di conferirci grandi possibilità a livello della pressione fiscale, potrebbe essere utile. La bonifica della terra, ottime possibilità agricole, però, ragazzi, un cambiamento davvero radicale potrebbe essere anche l'insediamento delimitato, che produrrebbe i canali
normali di livello 4, però intanto andiamo avanti con la zecca, che permette quindi di garantire grande pressione fiscale. Allora ragazzi, è arrivato l'anno decisivo, i Lusitani con una grande flotta diretti dal Portogallo sono arrivati appunto per conquistare direttamente gli avversari. Certamente non possiamo tirarci indietro, le unità da Brindisi scenderanno in mare per... Oh, la marcia forzata, l'ho dimenticata. Oh, maledizione. Allora, vediamo se possiamo tornare normalmente. Allora, ragazzi, io direi di avvicinarci sempre nei riguardi di questa bella cittadina. Non vorrei attaccarli frontalmente, vorrei prima sbarcare da qualche parte, quindi vediamo di metterci un pochino più in qua. Però attenzione a quello che combiniamo. Le nostre unità non devono essere attaccate e colte alla sprovvista. Qui dietro abbiamo i vincitori di Obrauco che sono pronti a combattere. Io direi di farli avvicinare con la marcia forzata. Le unità in questa modalità non possono dare inizio a delle battaglie, però sicuramente loro possono attaccare. Quindi intanto questi spostiamoli un pochettino più in qua. Va bene, questi ragazzoni li portiamo un attimino ancora più in qua, in modo tale da dar fastidio. E al prossimo turno, ragazzi, visto che siamo tutti qui vicino, cercheremo di sbarcare e attaccare di dietro appunto gli avversari. Vediamo un pochettino se ci possiamo ancora avvicinare un pochettino da questa parte. Anzi, stiamo così perché aiuteremo le nostre unità in difficoltà. Allora, abbiamo lasciato la nostra cittadina di Brindisi. Non credo che ci sono problemi perché qui abbiamo la Libia, abbiamo Cartagine che ci protegge le spalle, i vivisci da queste parti che ci offrono protezione. La nostra unità principale del volere di Andraste ha reclutato le ultime unità e può partire all'assalto con la nostra modalità marcia forzata. Partiremo direttamente da questa parte, cercheremo di sbarcare in linea retta, obliqua, proprio da questa parte. Il nostro Nicomaco, vediamo se è in grado di creare disordini, come per esempio... Allora... aumenta le penalità dell'ordine pubblico a causa della presenza di culture straniere, corrompe i mercanti, ostacola il commercio, propaganda culturale, diffonde la cultura... Va bene, io direi di diffondere la tensione culturale. Dobbiamo far arrabbiare gli schiavi, ragazzi. Vediamo se ci riusciamo. Avanti, amico mio, con la tua toga da senatore. Eccolo, disordini riusciti. Siamo riusciti a portare l'ordine pubblico appunto a livelli disastrosi. Vediamo se con la nostra spia da queste parti possiamo creare ancora delle incursioni, incitare disordini. Attenzione, la Bitinia, prima fazione dell'epoca della regione appunto est, appena adesso notata. Ancora sabotaggio non riuscito. E che è una fortezza impenetrabile questa dannata cittadina di Larissa. Ancora un altro po' di disordine, vediamo se ce la facciamo. Avanti, amici miei, forza. Ancora sabotaggi non riusciti e sono riusciti a beccare sempre i nostri agenti in incognito. Allora, vediamo se con il nostro Tax Maruglio riusciamo ad radunare gli schiavi per distruggere definitivamente Sparta. Avanti che ci riusciamo, non è poi così difficile. Sovversione riuscita, abbiamo organizzato... Ah, maledizione, però l'ordine pubblico era ancora sopra la norma. Dannazione, non abbiamo neanche un po' di fortuna. Vediamo se possiamo spostare i nostri spioni da quest'altra parte. Vediamo se possiamo creare altre tensioni. Allora, un altro sabotaggio. Incitiamo disordini, diffonde l'infelicità, potenzialmente la rivolta. Avanti che ci riusciamo. Il nostro caro amico qui non mi sa che non ce la potrà fare. Al prossimo turno raduneremo gli schiavi. E che davvero abbiamo una sfortuna, ragazzi, in queste azioni. Proprio non ci riusciamo completamente. Vediamo un pochettino se siamo riusciti a fare qualcosa. La nostra amica si stava solo spazzolando i capelli. Al prossimo turno. Va bene, allora, Brindisi, il nostro grande Epafo, sì, ci aiuterà magari più avanti. Vediamo un pochettino nella regione dell'Italia come sta andando la situazione. A Veleatri, va bene. Ad Arminium sta andando tutto per il meglio. La nostra flotta si ritrova per adesso in condizioni ottimali. E quindi, ragazzi, ci lanceremo all'interno del prossimo gameplay in una delle battaglie più maestose della storia. Gli artigli dell'oceano, i fedeli di Atena, l'esercito più importante dell'intera epoca spartana, proprio contro le nostre unità, i bambini di Brute, i vincitori di Ubraco con armi d'assedio, pronti per distruggere Apollonia. Non ce l'abbiamo fatta a radunare gli schiavi, però manca poco, ragazzi, perché sicuramente l'ordine pubblico sta per cedere. Ci becchiamo all'interno della prossima avventura, ragazzi. Ciao a tutti!